domani dovete votare bene, dovete assolutamente votare bene, perché quello che è successo a noi in Italia domani può succedere a voi. La presenza delle mamme No Fas a Strasburgo non è bastata. La Commissione GUE del Parlamento europeo, che si occupava della revisione della normativa per le acque destinate al consumo umano, pur avendo voluto ascoltare direttamente dai cittadini coinvolti la loro esperienza, ha fatto una scelta contraria. Siamo qui proprio come testimoni, perché il nostro inquinamento, noi siamo persone inquinate, popolo inquinato, nonostante le leggi, nonostante i controlli, per cui ecco, siamo qui per ribadire che bisogna cambiare qualcosa. Uno su due di questi ragazzi, di queste persone più monitorate, ha già problemi correlati al FAS, cioè hanno già colpito uno dei loro organi. Il rene, il colesterolo, tutte queste cose. Il Parlamento europeo ammetterà ancora la presenza di fluorurati nell'acqua, una scelta contraria anche a tutte le forze politiche venete che a Venezia il 16 ottobre scorso avevano votato all'unanimità un provvedimento storico che avrebbe dovuto rappresentare un indirizzo chiaro anche alla politica europea. Doverosa ora un'analisi del voto per capire chi ha accolto le richieste dell'industria chimica. Queste aziende chimiche non devono posizionarsi sopra le falde acquifere e bisogna impedirlo con tutte le nostre forze. Profonda la delusione delle mamme che con tanta passione avevano cercato di convincere i commissari portando le testimonianze dei ragazzi. Questa bambina si chiama Silvia, ha 11 anni e qua dice no FAS, un'acqua senza FAS e qua si è disegnata dentro la cassa da morto. L'acqua non è di qualcuno. L'acqua non è una cosa, non è un lusso, l'acqua è come l'aria, come i raggi del sole.